Allora, una processione esce dalla chiesa di Santa Croce, se non ricordo male, l'altra esce dalla chiesa dell'Assunta, percorrono itinerari diversi, in piazza poi si incontrano, spari, festeggiamenti, cantano, si riuniscono e vanno a festeggiare la Pasqua in chiesa. Un canto molto molto significativo. Grazie, ci vediamo dopo nella formazione del coro. Arriviamo al XIII secolo, quando Papa Bonifacio VIII, per un capriccio così, voleva dirimere una questione sorta tra gli aragonesi in Sicilia, per far cessare una guerra istituisce il Regnum Sardinie et Corsiche, senza sapere che il Regno di Sardegna esisteva già, perché veniva fuori dal periodo giudicale e quindi aveva le proprie leggi, tra l'altro aveva la prima Costituzione scritta di uno Stato moderno, che i francesi la scriveranno 400 anni dopo. I corsi si vantano di averla loro per primi, ma la scriveranno nel 1755. La nostra è del 1376, o sbaglio di qualche anno, professor Purini. Ecco, scritta in lingua sarda, quindi avevano anche una propria lingua, avevano i propri canti, le proprie tradizioni, ma soprattutto avevano un esercito che era allenato perché aveva già combattuto contro i francesi durante il regno di Eleonora d'Arborea. Quindi c'è stata una guerra, ne inizia un'altra che durerà 180 anni. Alla fine però la spuntano gli aragonesi, occupano la Sardegna fino al 1720, ne combinano di tutti i colori, ladri, immatricolati. Mi dispiace se qui c'è qualcuno di origine aragonese, ma ormai il sangue si è spento da quegli aragonesi ladri, immatricolati, hanno chiuso le università, hanno chiuso le scuole, adoperavano i locali per immagazzinare il grano, però hanno portato uno strumento di straordinaria bellezza, la chitarra. Il sardo non l'accetta subito la chitarra, in Corsica conoscevano già la cetra, acquisita tramite i pisani e i genovesi, e si era diffusa la cetra nella parte nord-occidentale dell'isola in Gallura. Perché il sardo non l'accetta subito? Non perché l'hanno portata gli aragonesi, ma perché è pesante. Il sardo deve viaggiare col tascapane dove ci sono le provviste nella transumanza, e poi deve avere il paiolo per fare il latte, il secchio per mungere. Ci vuole anche la chitarra. Influenzato dalla presenza delle launetas, inventa uno strumento a fiato. Non si è sicuri però che sia stato inventato in Sardegna, perché è uno strumento che i siciliani dicono che l'hanno inventato loro, ma lo strumento siciliano è completamente diverso. Sto parlando del sadrunfa, la chitarra a bocca. Noi vi diamo un esempio di che cosa può fare uno strumento così piccolino che sta nel taschino della giacca, nella esecuzione sempre del nostro Fabio Melis, che è anche direttore del coro, poi lo vedrete anche in veste di direttore del coro, perché il marlanzano siciliano ha lancia scorrevole, per cui possono regolarla come vogliono, poi modulano muovendo la lingua all'interno della cassa armonica, mentre invece il sardo, che da qualche parte la chiamano bioboi, un suono onomatopeico, fa le variazioni attraverso i colpi di glottide oppure respirando o espirando. Prego Fabio, lo marranzano siciliano, ma la sadrunfa sarda. Vedete cosa riesce a tirare fuori con questo strumento?
Quando il bastone suonava questo strumento, le pecore producevano più latte, anche di più qualità.